L'investitura delle colline del Prosecco a patrimonio dell'umanità porterà delle positive ricadute culturali, ambientalistiche ed economiche nel territorio. Ingente il calcolo del flusso di denaro già stimato in virtù della proclamazione UNESCO e basato sui consumi pro capite di un turista a Treviso in concomitanza dei grandi eventi. I dati sono estremamente importanti e ricchi, parliamo di 143 euro pro capite di spesa media di un turista che alloggia, fa vitto e alloggio nel territorio. Sono 1.600.000 le presenze nella provincia di Treviso. Se andiamo a fare due conti andiamo a avere una disponibilità economica, un contributo economico superiore ai 200 milioni di euro. Un potenziale economico che da oggi, con un progetto che vede Treviso capoluogo capofila nel Veneto, permette di agevolare nel concreto i commercianti che possono assumere fino a un numero illimitato di dipendenti purché a tempo determinato e per certi periodi dell'anno. E quindi l'iniziativa di Goldin, così come tutti quegli eventi che sono in grado di portare stabilmente delle persone, diventano un'opportunità in termini di economia turistica. L'accordo sindacale firmato con Ascom riguarda al momento soltanto 10 comuni della provincia. Tra i più grossi, con Treviso, Vittorio Veneto e Oderzo, anche Borso del Grappa e Asolo, ma tra le colline del Prosecco, con Conegliano, resta esclusa invece Valdobbiadene. Questa è una questione che le parti sociali andranno a monitorare nell'anno di sperimentazione di questo accordo e sicuramente terremo conto anche di quello che può essere, diciamo così, l'iniziativa per quanto riguarda le colline del Prosecco. Resta il timore che con questo accordo paradossalmente si possa incentivare il precariato e il lavoro poco garantito per far emergere il lavoro nero e l'abuso indiscriminato dei voucher. Il lavoratore al quale viene applicato gode di diritti maggiori, diritti contrattuali, contributivi e sociali che sicuramente il voucher non ha.